Con il 1° gennaio cambieranno le regole per le ricette delle visite specialistiche in classe B. Sono quelle che richiedono l'erogazione di un appuntamento entro 10 giorni, ma hanno finora avuto 6 mesi di tempo per effettuare la richiesta. La Regione Veneto ha introdotto una scadenza più rigida, indicando che la prescrizione potrà essere utilizzata per la prenotazione solo entro 20 giorni dalla data di emissione. Oltre quel limite, l'impegnativa perderà validità e il paziente dovrà dunque tornare dal medico per ottenerne una nuova. La prenotazione rapida di una prestazione classificata come prioritaria è contenuta nel decreto 173 del 24 novembre scorso, con cui il direttore generale dell'area sanità e sociale, Massimo Annichiarico, ha indicato ai direttori generali di ULS, aziende ospedaliere e dello IOV Veneto l'adeguamento dei sistemi informativi. Un cambio di passo che ha suscitato critiche da parte delle opposizioni in regione. La consigliera del Partito Democratico Anna Maria Bigon ha osservato come molte richieste al CUP non vengano accolte subito per liste chiuse o linee congestionate e che in questi casi il paziente rischierà di superare i 20 giorni senza riuscire a prenotare. Secondo l'esponente Dem, ciò comporterà un ulteriore carico burocratico sui medici e un aumento delle difficoltà di accesso con possibili ricadute anche sul pronto soccorso verso cui potrebbero rivolgersi i cittadini che non riescono a ottenere la visita nei tempi previsti. La Regione Veneto, ricordando che sono indicazioni nazionali, ha motivato l'intervento come una misura di appropriatezza. Una ricetta urgente non dovrebbe essere utilizzata settimane dopo la sua emissione, perché questo renderebbe incoerente la priorità indicata e complicherebbe la programmazione delle agende con ripercussioni sui pazienti che hanno davvero necessità di tempi ridotti. L'obiettivo dichiarato è lineare la priorità clinica alle effettive modalità di prenotazione.